Titoli di coda del primo trofeo internazionale di handball offerto dal Banco di Sardegna, una sorta di buon viatico per la stagione e per la Raimond, terza classificata. Un gran bel torneo svoltosi in 3 giorni qui al Pala Santoru con le squadre della Slovenia e il Koper, che poi è andata a vincere proprio per differenza reti nei confronti della squadra francese del Nizza, e poi la quarta classificata il Volendam, squadra olandese. Andrea, così tiriamo giù 2 righe per quanto riguarda un trofeo che intanto vi vede protagonisti. Sì, tanta soddisfazione nell'essere riusciti a organizzarlo innanzitutto. Abbiamo invitato delle squadre di ottimo livello, l'abbiamo detto, credo che abbiamo fatto una ottima figura, siamo riusciti a disputare 3 gare diciamo di buona caratura, la prima con i vincitori, poi alla fine del torneo abbiamo perso di solo un gol, siamo stati anche in vantaggio per tutto il primo tempo, poi forse anche un po' di calo fisico dovuto al fatto che abbiamo iniziato la preparazione dopo rispetto agli altri, ci ha un po' penalizzato, però siamo veramente contenti. Credo che sia stato per noi un ottimo test, sia dal punto di vista sportivo, diciamo, per la squadra, ma anche per noi società. Organizzare un evento del genere ci ha stimolato e ci stimolerà per il futuro. Tornati nella massima serie, squadra costruita ancora un pochino sulle gambe chiaramente per la fatica del precampionato, specie la preparazione in un impianto che non finiremo mai di ricordarlo, non è all'altezza probabilmente di quello che andrete ad affrontare, perché tanto caldo per esempio in questi giorni, ma anche per voi dal punto di vista logistico non è la perfezione. Comunque saltiamo oltre l'ostacolo e adesso ci si prepara subito per l'esordio in campionato. Il discorso dell'impianto è un discorso, diciamo, che noi abbiamo a cuore, ha a cuore lo stesso discorso anche il gestore, che fa di tutto per poterci permettere di avere un servizio adeguato. Il problema dell'impianto è strutturale, 2 spogliatoi non sono sufficienti, ce ne vorrebbero almeno il doppio. Per organizzare questi tornei sicuramente questo è motivo di ulteriori difficoltà, però andiamo avanti. Il campionato inizia il 7 di settembre, noi abbiamo ancora 2 settimane per poterci preparare al meglio. Questa settimana abbiamo lavorato in vista del torneo, le prossime 2 lavoreremo in vista del fondi del 7 di settembre e siamo assolutamente fiduciosi di riuscire a fare un campionato buono.